Stava guidando il furgone quando ad un tratto si è sentito male. Paolo Fantin, 64 anni di Pederova, noto ristoratore, ha avuto la prontezza di accostare e fermarsi a bordo strada, probabilmente colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta nella notte lungo la strada regionale del Santo a Castelfranco Veneto. Ad allertare le forze dell'ordine e gli uomini del SUEM 118, un automobilista di passaggio intorno alle 4:30. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della compagnia di Castelfranco e i sanitari, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il corpo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale cittadino in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria di Treviso. Una notizia che ha sconvolto la comunità. Perdo un grande amico, dice il sindaco Marco Turato. Era conosciuto in paese e non solo nel paese perché gestiva ristoranti a Crocetta e poi anche a Cavaso, una persona che si faceva voler bene da tutti, sempre con il sorriso, sempre con la battuta pronta, non solo perso un concittadino ma soprattutto perso un grande amico. Aveva lasciato il mondo della ristorazione per iniziare una nuova attività. Doveva effettuare alcune consegne di pane questa mattina quando è stato colto dal malore. Grande lavoratore, non si è mai risparmiato in nulla e si è sempre dedicato al lavoro per sostenere la famiglia e i figli. Paolo Fantini è stato un interprete autentico della ristorazione trevigiana, ne ha interpretato i valori ed ha aggiunto sapienza, garbo ed umanità. Paolo Fantini ha lasciato un vero segno nella storia della Confcommercio. Così Dania Sartorato, presidente dell'Unione Provinciale Confcommercio, esprimiamo tutta la nostra riconoscenza, termina e la profonda vicinanza alla sua famiglia. La famiglia Fantin era stata colpita nel 2008 da un grande lutto. Il figlio Alessandro era morto in un drammatico incidente stradale mentre tornava da una serata con gli amici. Paolo Fantin lascia la moglie Serenella e due figlie.